Prova, prova, 1, 2, 3, check sound. Oh, mi ha chiamato? Sì, no, la lista dei giocatori, forse me la mandate insomma. Ah, ok. Allora, ma dove me la mandate? Ma non me l'ha mandato mamma la lista dei giocatori, a chi l'ha mandata? Prova. Va bene? Si sente? Mi ha mandato un messaggio e ancora non ho risposto. Me l'ha mandato. Te l'ha mandato? Allora leggiamo da lì. Signore e signori, buonasera e ben ritrovati in questa nuova stagione. Qui con me abbiamo il nostro fedelissimo Abramo Becchini. Ciao a tutti. Salve, e stasera abbiamo anche un ospite speciale, abbiamo Ario Claudio che viene direttamente da Novara e ci farà compagnia questa sera. Ciao Claudio. Ciao. Allora, gara 1 di Coppa Italia, scontro cittadino fra Rotellistica Camaiore e Pumas Ancora Viareggio. Andiamo a leggere la formazione delle Pumas. Carrieri Francesco col numero 87, col numero 79 Cardella Elia, col numero 22
Bigatti Simone col numero 74, Pesavento Giovanni col numero 35, Mora Parceo Oscar Alberto col numero 99, Olivieri Giuseppe. Allenatore Bertolucci Mirko e Bottarelli Cristiano. Allora, adesso andiamo a leggere la formazione, la nuova formazione, la nuovissima formazione, e per la prima volta la introdurrà giustamente e meritatamente un Abramo Becchini, in super forma direi. Sì. Ciao a tutti, allora si inizia con la rotellissima Camaiore con il numero 33 Marco Bandieri portiere, con il numero 2 Davide Motaran, con il numero 55 Bruno Edoardo Alonso, con il numero 17 Andrea Caliumi, con il numero 21 Matteo Pardini, con il numero 4 Mattia Raffelli, con il numero 47 German Balestero, con il numero 9 Niccolò Mattugini, con il numero 7 Riccardo Bellè, con il numero 35 Mattia Taiti. Allenatore Alberto Orlandi, e c'è l'assenza di Giacomo Marremmani, che deve disputare le giornate di rosso. Ecco, in questo momento sono entrate in campo le due la formazione, scusate, di casa Rotellistica Camaiore, rinnovata dalla porta fino dalla difesa all'attacco. Bene, finiti questi mondiali, i World Roller Games di Novara, manifestazione che era 40 anni che non si disputava in Italia un evento del genere. Ne abbiamo viste di ogni. Sì. Vero Abramo? Sì. Pista nuovissima. A cui possono partecipare tutti i bambini che vogliono affacciarsi per la prima volta al mondo dei pattini a rotelle e non solo. Vi auguriamo qui dai commentatori Claudio, Abramo e Alessandro una buona visione a tutti. Intanto stanno facendo la foto di rito, la formazione con il mitico preparatore fisico Palestini Nicola e dirigente papà di Abramo Mirko Becchini. Alla console la mamma di Abramo. Sì. Ragazzi, è un'azienda familiare perché non è che lavoro è qua. Tanto di cappello a questa famiglia, a tutte le famiglie che compongono questo nucleo societario, che sono la linfa vitale di questa società giovane. Sta facendo veramente faville, come il mio telefono che è cascato in terra. È il tuo telefono. Rimanete sintonizzati su questo Caristica, che sono Davide Motaran, Mattia Taiti e Andrea Caliumi e German Balestero. Sì, anche il portiere. Sì, anche il portiere Mattia Taiti.
nelle file della Pullman il numero 87 Carrieri, che ha disputato uno splendido mondiale ricordo, rinnovo un'altra volta il man of the match di questa sera, che viene offerto dalla Bottega di Maria, cartoleria e giocattoli a Forte dei Marmi. Grazie a questi sponsor che ci aiutano a mantenere viva e vitale questa disciplina, che è una disciplina fantastica, sperando che possa arrivare nel mondo dei 5 cerchi alle Olimpiadi. Ce la facciamo, ce la facciamo. E torno a ripetere, è il primo giorno, ma lo ripeto oggi e lo dirò fino alla fine: bisogna aiutare gli arbitri, giusto? Sì. A svolgere il loro lavoro, portare rispetto, e se sbagliano, paradiso, sono esseri umani come noi, come gli allenatori e i giocatori. Pensiamo a divertirci, a fare un grande hockey e via. Tanto gli starting five parte subito Tahiti Mattia, Pardini Matteo, Bruno Alonso, Davide Motarà e German. È una pista che tiene parecchio, no? Questa pista qua. Sì. Come già l'anno scorso vi chiediamo scusa per gli errori che faremo sicuramente di qui a giugno, no? Che sicuramente ne faremo tanti, fra nomi, confusione e compagnia cantante. Ecco, partiti. Attenzione, German lancia la palla in profondità, recuperata dal numero 78 Morra. C'è recuperi Camaiore con Ballestaro per Motaran per Ballestaro per Ragiona, trova Motaran, Pardini per German, Alonso per Alonso ragiona, gioca di fisico sulla balaustra e trova German, tiro di German però inquadra la porta e pallina fuori, parata di Mechini. Motaran per Ballestaro per Pardini.
Pardini ragiona e che trova un pochino bene Alonso, ma non fa nulla. Motaran, attenzione, bella giocata, però cerca il numeretto ma non riesce bene. Morra per Bigatti, però vince Alonso per Pardini. Pardini prende la velocità, tiro, ma trova però il pattino di Carrieri. Bigatti per Morra, per Pezzini, per Morra Oscar per Carrieri. Bigatti per Morra, tiro di Morra, ma pallina troppo alta, ma va bene lo stesso. Vediamo, c'è la punizione per Camaiore. Motaran prende la rincorsità, però viene bloccato da Pezzini. Germa ha ragione e trova Alonso per Pardini piglia la velocità, finta di Germa, ma scivola, ma trova Alonso per Germa. Passaggio che trova Pardini. Motaran però Pardini ragiona, cerca il tiro ma non inquadra bene, però recupera la Pumas con Bigatti per Carrieri ragiona, trova Bigatti da dietro porta. Bigatti per Carrieri finta. Pezzini ragiona, Pezzini parte in solitaria ma viene fermato da Davide. Morra non inquadra bene la porta, però viene bloccato però Morra risolve la situazione. Tiro, ma trova il portiere e para Mecchini. Trova un po' in ritardo Davide per Davide per Germa. Più la velocità Germa, ma viene per Pardini per la velocità, inquadra bene Davide. Motaran per però fallo a favore, scambio di 45 secondi. Grazie Abramo, fantastico. Carrieri per Pezzini per Mora per Carrieri, cerca il suggerimento per il numero 19 Bigatti, ma niente da fare, punizione, è uscito con la stecca fuori dall'area. Carriera alla battuta. Bigatti, suggerimento per Pezzini. Mora prova, vuole caricare il rovescio. Bigatti, attenzione, Carrieri dietro porta, cerca altre soluzioni, si ferma con scontro alla balaustra, passa per Bigatti controlla palla, governato a vista da Alonso, attenzione, incrocia, palla alta. Un po' troppa forse irruenza da parte di Alonso, che è già la seconda volta che ha la via libera, tutti lo guardavano e poteva scaricare la palla.
forse un pochino più di calma è richiesta. Sicuramente tutte e due le squadre vogliono ben figurare. Pardini scarica retropassaggio per Motaran per German scivola, recupera palla di nuovo, che ha un movimento e scarica di retropalla per Pardini. Gioca molto alto il Pumas. Motaran con una mano per Pardini. Mora sul suggerimento di Pezzini, il rovescio di Mora fuori, recuperata palla da Alonso, controllato da Carrieri in movimento, cerca di anticipare il movimento, attenzione Bigatti, è entrato Raffaelli in questo momento, 5 secondi, un cambio un po' troppo affrettato, dalla panchina viene chiamato un movimento doppio in quella che viene chiamata in zona 7. Carriere, attenzione, Pezzini, grandissimo recupero, doveva lanciare subito la palla, ottimo recupero, ma doveva già avere un'idea di come liberarsi. Piccolo errore sui 5 secondi per entrambe le formazioni. Alla battuta Alonso per Pardini, questi per Motaran di nuovo retropassaggio per Alonso, movimento in blocco di Motaran per Alonso, doppia finta, inversione, attenzione, prova di prima intenzione sul suo assist di Alonso, Motaran sul primo palo, ma niente da fare. Time out chiesto alla panchina da coach Bertolucci, risultato di 0-0, primo tempo. Rotellistica Camaiore, Pumas Viareggio. Ricordo alla fine della partita il man of the match offerto dalla Bottega di Maria, cartoleria e giocattoli a Forte dei Marmi. Ancora 30 secondi alla fine del time out. Mi piace essere ridondante a me sul messaggio che a nostro modo di vedere l'arbitro ausiliario debbano essere dati pieni poteri di controllo anche su quello che succede nel resto della pista laddove l'arbitro non vede. Quindi facciamo appello alle istituzioni federali perché possono aiutare gli arbitri a svolgere al meglio il loro delicato lavoro, perché è anche grazie a loro che la disciplina si sviluppa. Ripartiti 18 minuti alla fine del primo tempo, risultato di 0-0 in questo momento. Alonso entra ed esce dalla difesa avversaria per Pardini retropassaggio per Raffaelli per Motaran che riparte, prova il tiro fuori sul secondo palo, finiti 45 secondi, era andato al tiro. Alla battuta Carrieri, vediamo che è un Carrieri che ha fatto veramente le scintille a Novara, per chi ha avuto la fortuna di vedere la squadra di mister Bertolucci. Pezzini per Bigatti, tanto è uscito Mora, è entrato il numero 7 Matteo Marchetti. Carrieri controlla palla, inversione, punizione.
Carrieri, retropassaggio per Marchetti. Chiama movimento, Montaran, era Alonso, Pardini, Alonso, finta, scarica palla, lì poteva essere data anche in questo caso la regola del vantaggio, invece no, punizione a favore della rotellistica. Pardini chiede la distanza, Marchetti, Pezzini, Bigatti sulla barriera, c'è un Alonso pronto per un tiro di prima e Raffaelli che si muove coperto da Carrieri, recuperata palla, rimbalzata sulla barriera, scivola a terra Alonso. 16:39, risultato di 0-0 qui al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore. Tanto possesso di palla di Davide Motarran, scarica palla profonda per Pardini che non guarda dove tira perché erano passati 45 secondi, giustamente. Esce Carrieri, Pesavento. tanto numero 74, Pesavento. Beh, recupero di palla in papera di Pezzini, testa alta, molto bene, bel passaggio per Marchetti, Marchetti carica il tiro, palla stoppata al volo, recuperata da Pardini, 3 contro 3 ora, bel passaggio di Pardini, Raffaelli, riuso il retropassaggio per Motarran che entra nella difesa e guadagna una punizione rotellistica. Ricordiamo il man of the match offerto dalla bottega di Maria, cartoleria e giocattoli a Forte dei Marmi. Pezzini, salta, non so se potete, mi dicono che salta la connessione. non so se qualche cavo, non so. Ho già detto 6 volte. Pesavento per Pezzini, per Bigatti, attenzione al tiro, meno male ha tirato fuori. Alonso in profondità, carica il tiro alto, ma vorrei capire, la porta è quella arancione, no? Dico, ce la facciamo non si può dire? Dici che non si possa dire questa cosa qua? Ma insomma. Time out chiesto dal coach Orlandi. (14:52) alla fine del primo tempo.
2 falli di squadra per la Rotellistica e 1 per Pumas. Ancora 0-0. Pardini si ferma, inversione, viene rubata palla da Pezzini allunga, carica, salva in serenità, recuperata palla con il pattino, grande giocata. Marchetti perde palla ma Pesavento recupera. Punizione a favore della Rotellistica. Partita per Pezzini di Bigatti, palla fuori, rischio a 13,50. La Pumas si rende pericolosissima, una bella azione, 5 secondi, è già la seconda volta che la Rotellistica scivola sulla buccia di banana dei 5 secondi. Attenzione, Cardella taglia in area, recuperata palla. Cardella che controlla, scarica palla per Mora di rovescio, gran tiro, impegna Tahiti, ma niente, recuperata palla da Raffelli scarica per Pardini contro Cardella, tanto rientra German, esce Raffelli. Bigatti scusate, ma che Bigatti, Mora Pesavento scarica per Marchetti per Cardella controlla un assist eventuale, ma Tahiti intuisce e stoppa con la palla, recupera la palla da Alonso per German, una mano scarica la palla in retropassaggio per Pardini che in velocità si invola verso fondo campo, ma palla viene presa da Marchetti. Pesavento, bel movimento e trova Tahiti, grande spolvera, attenzione, secondo fallo, terzo fallo di squadra in parità adesso fra Rotellistica e Pumas. Pesavento per Cardella ancora controlla palla, ha dato il passaggio per Marchetti prova l'assist per Mora, ma Tahiti interviene con la stecca, di nuovo Marchetti, Pesavento scarica palla per Marchetti, attenzione a Marchetti, intuisce molto bene Tahiti. 12 minuti alla fine del primo tempo, risultato del 0-0. Ricordiamo anche per quest'anno, per questa stagione, la reintroduzione del Man of the Match
offerto questa sera dalla bottega di Maria, cartoleria e giocattoli a Forte nei Marmi. Grazie a questi sponsor possiamo rendere ancora più vibrante le partite casalinghe della rotellistica. Un grande tiro da centrocampo di Mora che stava per sorprendere Tahiti, che la palla attenzione, qui non ho visto, è caduto Motaran, fallo di squadra contro Pumas. Attenzione, giocano alti i Pumas, palla recuperata da Mora, attenzione 5 secondi, retropassaggio di Mora per Marchetti per Cardella per Mora, controllato a vista da Pardini. Qui ci stava un bel blocco e questo viene richiamato dall'arbitro. Mora. Alla punizione Motaran per Pardini. 5-3 i falli di squadra. Ottimo passaggio di Motaran. Attenzione, carica il tiro. Ricordiamo che da quest'anno eccolo lì il gol di Pardini a 10:57, 1-0 per la rotellistica. Pardini realizza un'ottima rete. Pesavento per Marchetti per Mora finta il tiro, passa dietro porta, si ferma dietro porta, palleggio, attenzione, prova l'alza e schiaccia. Raffaelli conquista palla contro Mora, scarica per Motaran, cerca di chiudere gli spazi Pesavento, ma Motaran non ci sta, scarica dietro per attenzione, gran tiro di German dalla distanza con possibilità di deviazione di Raffaelli. Time out, secondo time out chiesto dalla panchina di coach Bertolucci. Mirko che richiama un po' all'ordine i suoi ragazzi per cercare di fare un pochino il punto della situazione e riportare la partita in pari. Un Tahiti in grande spolvero questa sera, un ottimo inizio per Tahiti che ha salvato la porta in 2 occasioni, si è fatto già valere. Ma abbiamo anche una piccola pattinatrice, come ti chiami? Giulia. Ciao Giulia. (10:24 alla fine del primo tempo), il risultato di
1-0 per la Rotellistica, prima azione pericolosa, 13:50 del Pumas, con tiro con discesa a 2 e famosa regola del gol sbagliato, gol subito, e a 10:24 a 11 il vantaggio della Rotellistica con Pardini. Palla conquistata da Mora per Marchetti. Marchetti chiama il movimento in profondità con Mora. Cardella retropassaggio per Marchetti per Mora, finta scarica dietro, profondo per il pesamento, retropassaggio di Marchetti carica il tiro, intervento sull'angolo basso destro di Tahiti, palla riconquistata dalle Pumas, passaggio fra pesamento e Mora che si piazza dietro porta, taglio, attenzione di Cardella nel tentativo di cercare uno spazio per il tiro. Cardella, retropassaggio di nuovo, sesto fallo per le Pumas che fanno avvicinare la squadra ospite a potenziale punizione, tiro diretto. Pardini, retropassaggio per Davide Motaran che chiama il movimento e di nuovo il passaggio fra i due. Entra, attenzione, taglia dentro l'area, stecca alta. 9 minuti alla fine del primo tempo, risultato di 1-0, 6 falli di squadra delle Pumas, 3 del padrone di casa. Punizione, attenzione, si sposta Davide Motarran, Carrieri che è rientrato al piano titolo, chiedono un intervento più deciso da parte dell'arbitro. Le Pumas alla battuta, Motarane e Raffaelli, pronti German e Pardini, due tiratori scelti. Attenzione, Motaran carica il tiro alto, deviato, risultata palla da Carriere, profondo per Marchetti, bel passaggio per Pezzini, di nuovo Carriere, ora Mora, controlla palla e di sponda va per Marchetti, cambio, bel movimento di Pezzini, permette a Marchetti di andare e passare palla per Mora, carica il tiro, attenzione, riconquista la palla da parte del Puma, se c'è un Carriere libero, è mancato veramente un momento, anche lì 45 secondi. German chiede distanza, Marchetti e Mora, German per Pardini, cambio di velocità, attenzione,
Raffaelli, uno split, un tiro split, alza e schiaccia. Pezzini, l'arbitro ferma il gioco per sicuramente un contrasto ricevuto. Alla battuta Motaran per Pardini, di nuovo retropassaggio per Motaran di nuovo per Pardini. Di nuovo questo movimento a vela, attenzione, passaggio aereo. Punizione a favore della Rotellistica, 7 falli di squadra, 6 minuti e 43 al fine del primo tempo, risultato di 1-0, godi Pardini Matteo. Ricordiamo il man of the match questa sera e per questa stagione è iniziato con la Bottega di Maria, cartoleria e giocattoli a Forte nei Marmi. Pardini al tiro, alto. Pardini che invocava la palla a favore, tanto è entrato Bigatti per Carrieri, Bigatti, attenzione, Pezzini per Carrieri scivola, palla recuperata da Davide Motaran. Retropassaggio per German scivola e perde palla. Attenzione, la pista si sta facendo un pochino troppo scivolosa, o è un po' di umidità che sta arrivando. Attenzione, salvataggio di Tahiti, 5 minuti e 52 secondi, 7 falli di squadra. Attenzione, German, potenziale attacco da solo, intuisce Mora ma perde la palla a favore di Pardini contro Pezzini, finta, Carriera alla meglio per Pezzini, attenzione, 3 contro 2, oh mamma, secondo errore nel 3 contro 2 di bella discesa delle Pumas, che peccato sprecano anche questa volta un'occasione di andare al pareggio e prima in vantaggio. Di nuovo palla per le Pumas con Mora, attenzione per Bigatti ma trova un implacabile Tahiti. Carrieri scarica retropassaggio per Pezzini, finta, palleggia e finta, tiro accompagnato, recuperata palla da German per Davide Motarani che si fa sorprendere da Pezzini ma questi recupera palla. Pardini si ferma e riparte, attenzione, si ferma di nuovo, passaggio banda a banda per Motaran, deviazione, palla regola il vantaggio Bigatti controlla palla e scarica palla per Carrieri, attenzione, potrebbe, è intervento, punizione.
secondo time out chiesto dalla panchina della Rotellistica. Esce Raffaelli, entra è entrato Riccardo Bellè e poi il numero è entrato Bruno Alonso, è uscito German. Tutto sommato una partita equilibrata, dove da ambo le parti ci sono stati un po' di sprechi in questa prima fase. In cui ha avuto la meglio in questo momento di misura la Rotellistica Camaiore. Intanto Pezzini per Mora, Mora per Carriere, attenzione, si gira, bel movimento di Carriere, altrettanta respinta in tranquillità di Tahiti a favore di Pardini. Attenzione, potevano esserci 5 secondi, retropassaggio per Motaran, Motaran, bell'anticipo di Mora su Bellè, Mora a terra, punizione a favore di Pumas con Mora, passaggio per Pezzini, carica il tiro, finto, retropassaggio di nuovo per Mora e ha colto in pieno Carrieri. Attenzione Motaran, filtra la palla per Bellè, Alonso riprende rimbalzo e prova a buttarla dentro, ma niente da fare. Ottimo riconquisto di palla di parte della Rotellistica dopo il tiro. Alla battuta Mora per Bigatti, Carrieri, forse si intende male con Bigatti, perdono palla a favore della Rotellistica. Rotellistica in questo momento possesso di palla con Alonso, Pardini, Pardini taglia in diagonali, carica il rovescio ed è un raddoppio di Pardini a 2 minuti e 37. Un rovescio implacabile. Due 0, raddoppio di Pardini, comincia bene Pardini Matteo con questo raddoppio. 7 falli di squadra per le Pumas, e 4 per la Rotellistica. Attenzione, assist di Motaran
Questi recupera palla immediatamente, carica il tiro, magari poteva cercare una soluzione più efficace. Siamo a 5 falli di squadra. Attenzione Mora, scarica dietro per Pezzini. 1 minuto e 43 alla fine del primo tempo, risultato di 2-0 per la Rotellistica, doppietta di Pardini. 10:50 e 2 minuti e 30 se non sbaglio. Tanto Carriere, attenzione, entra da solo, ottimo gol di Carrieri che taglia dentro l'area e accorcia le distanze a 1 minuto e 18 dalla fine del primo tempo. Si è girato molto bene e ha piazzato la palla veramente in un punto micidiale. Complimenti ancora a questo ragazzo. Stiamo attenti a questo ragazzo qua che veramente... Attenzione Bigatti con questa palla. Di nuovo per Carrieri. Qui ci stava tutto un fallo di simulazione. Attenzione, Motaran carica il tiro, trova Bigatti. Punizione. 8 falli di squadra. E qui forse ci stava tutto un cartellino. Ai mondiali per molto meno davano i cartellini blu, ti ricordi? Sì. Quello era un cartellino blu. 40 secondi alla fine della... Anche questo. Attenzione, secondi concitati, 1 contro 2, Alonso contro tutti. Eccolo l'assist per Motaran, interviene Pezzini. 25 secondi alla fine del primo tempo, risultato di 2-1 con Carrieri che ha accorciato distanze a 1 minuto e 18 secondi. Sarebbe bello anche rivederli questi gol qua. Attenzione, Pezzini recupera la palla. C'erano due fucilieri, Carriere e Mora pronti sul limite dell'area. Ci vediamo alla fine della pausa e ricordo il man of the match che verrà offerto dalla Bottega di Maria, cartolerie e giocattoli a Forte Rimalme. Grazie. Eccoci qua in fase di primo tempo e pausa. Viene estratto i numeri della lotteria. Che numero è uscito? Che numero è uscito? Ringraziamo la Bottega di Maria di Forte Rimalme. Eccola qua. Il terzo classificato è il numero 726.
abbiamo anche la lotteria.
scusa. Signore e signori, ben ritrovati al Pardini Sporting Center per gara 1 di Coppa Italia. In casa giocano la Rotellistica Camaiore contro il Pumas Viareggio, risultato di 2-1 per il padrone di casa, doppietta di Pardini e con Carriere delle Pumas che accorcia le distanze a 1 minuto e 18 alla fine del primo tempo. Ripartito in questo momento, tiro di Pardini con potenziale deviazione, ma Carriere teneva ben sotto controllo Motaran. Attenzione, chiusura a 2 di Alonso e German, eccole qua, 5 secondi, no, bel passaggio di Bigatti per Carrieri, per Pezzini, passaggio di nuovo, sprecano altra occasione i Pumas, un tiro quasi piazzato dall'angolo, palla recuperata dalla Rotellistica con German, questi per Alonso, questi per Motaran, Alonso di nuovo per Motaran, controllata a vista da Carrieri, passaggio, attenzione, ottima palla di German per Alonso, di prima fra i due, attenzione, tiro, gran botta di Motaran dalla metà campo, attenzione, contropiede delle Pumas, tiro da parte di Pezzini e Tahiti respinge, palla di nuovo possesso della Rotellistica con Motaran, guardata a vista da Bigatti, 5 secondi ancora, è già il terzo scivolone della Rotellistica sui 5 secondi, 8 falli di squadra per il Pumas contro i 5 della Rotellistica. Tanto scambio, un giro palla centrale fra Mora, Carrieri e Pezzini, ora palla di Bigatti prova al rovescio, palla recuperata da Bruno Alonso, tallonato da Pezzini, Alonso per German, gran velocità con una mano, attenzione, prova a provare la conclusione, recuperata palla da Carrieri per Mora, inversione di Bigatti per Mora, Pezzini per Bigatti per Carrieri, attenzione dentro porta, prova, la stava per tentare, ma giustamente passa la palla a Pezzini di nuovo, giro dietro porta, attenzione per Bigatti e di prima intenzione Carrieri 2 volte, recupera palla, ottimo recupero di German per Pardini, prova il retropassaggio per German, Pardini con questa palla, retropassaggio con una mano per Davide Motaran, e Mora con questo schiaccia sulla palla, Mora dall'euforia perde il tempo per andare in controtempo a Motaran, la punizione Mora e Pezzini, tallonato da Alonso, Mora per Bigatti, retropassaggio per Carriere, attenzione, bel tiro angolato, ma Tahiti salva la palla nell'angolo sinistro, un Tahiti in super forma questa sera,
Ligatti per Carrieri, niente, non deve aspettare giustamente il fischio. Ricordiamo il man of the match di questa sera, è stato tiro di Mora, attenzione, scusate se ho interrotto, doppio tiro di Carrieri. German lancia via la palla. Cioè il man of the match offerto dalla Bottega di Maria, cartolerie e giocattoli a Forte dei Marmi. Grande bomba di Mora, ma salva la palla Tahiti e permette, palla deviata da Pezzini sul tiro di, attenzione, German tira una steccata su Carrieri, punizione a favore del Pumas. Sale a 6 il fallo di squadra della Rotellistica contro 8. Tanto entra Marchetti, è uscito Mora. Ligatti, cinque secondi. La partita equilibrata anche sui falli di 5 secondi. Esce German, entra Raffelli. Pardini per Motaran. Motaran controlla palla, scarica profondo, in retropassaggio per Pardini. Pardini di nuovo profondo per Alonso, si scambiano questi scambi a mo' di vela. Raddoppio di marcatura del Pumas contro Motaran, conquista palla Carrieri. Carrieri finta di corpo, alza la testa, cerca compagno per Marchetti, attenzione, scarica palla per Bigatti. Bigatti controllata a vista da Motaran. Pezzini, tiro di Tahiti, respinge. Raddoppio di marcatura ancora delle Pumas. Settimo fallo di squadra. 19:08 alla fine del match, il risultato di 2-1. Ricordo doppietta di Pardini a 13, il 13esimo del primo tempo e 10 dalla fine, e accorcia le distanze con Carrieri a 1 minuto e 18. Marchetti per Pezzini. Carrieri il palleggio, prova l'assist per Pezzini, conquistata palla da Motaran che chiede l'incrocio nella discesa e Raffelli non intuisce ma recupera palla a favore di Alonso. Questi per Pardini, retropassaggio per Motaran. Pardini, Alonso, attenzione, perde palla. Marchetti, Pezzini, Motaran, attenzione per tiro a golfista di Alonso. Nono fallo di squadra. Pardini, retropassaggio
per Motaran. Attenzione, tentato recupero sul rimbalzo di Raffelli, ma Carrieri conquista palla, entra Cardella, esce Pezzini. Carrieri in palleggio per Bigatti, stop di rovescio, controlla palla, di nuovo si ferma dietro porta Carrieri, scarica palla per Cardella. Cardella finta di corpo, attenzione, carica il tiro, stoppa di piede Motaran. Motaran cade a terra nel contrasto con Cardella, attenzione, possibile rimbalzo, palla Motaran conquistata per Raffelli, forse sente un po' troppo anche lui la partita, raddoppio di marcatura, attenzione, ed è blu, qui ci stava tutto, sì. E forse ci stava il cartellino, però 2 minuti alla battuta Mora contro Tahiti. 16:49, possibilità di accorciare le distanze da parte del Pumas, occasione d'oro. Un super Tahiti. Attenzione, finta, 1-2 e sbaglia Mora e salva di nuovo. Grandi Tahiti, grandi Tahiti. Ora 2 minuti di sofferenza strategica per grande movimento, attenzione, che numero che ha fatto Alonso, che numero, attenzione a questo power play adesso del Pumas. Tiro di Marchetti, palla fuori, ancora passaggi di prima, attenzione, Mora, un bravissimo Tahiti pronto, che ha respinto anche l'eventuale attacco sul palo opposto. Alonso che si posiziona nella metà campo delle Pumas, adesso rientra tallonato a vista da Marchetti. Raddoppio di marcatura delle Pumas, Alonso tiene palla, è scivolato però ha riconquistato la palla, bravissimo, questo ci stava tutto, il fallo, 10° fallo.
per il piacere basta con il giocatore che va a protestare, basta, tanto no, ormai è fischiato, quello è 10° fallo. Attenzione, possibilità a questo punto, occasione di platino per la rotellistica, la battuta Davide Motaran. Potrebbe provare un tiro diretto e sparare una bomba. Siamo a warning. Ovviamente l'arbitro ha avvisato il fatto che si sia mosso prima. Vediamo che strategia adotterà adesso Davide Motaran. E realizza che un grandissimo tiro di Davide Motaran. 3-1 a 15:11 dalla fine della partita. Allunga la rotellistica con Davide Motaran. Ricordo che c'è ancora il power play a favore del Pumas. Attenzione, un po' di nervosismo che consentono alla rotellistica di andare in recupero palla. E attenzione, retropassaggio con una mano, non ne approfitta Mora di anticipare il retropassaggio per andare in contropiede, retropassaggio di Cardella. Stop di piede. Ancora rotellistica in possesso di palla in 3. Alonso tiene benissimo la palla. Mora con questa palla, attenzione, nulla, e doppia. Che cosa ha fatto Tahiti? Che cosa ha fatto Tahiti? Complimenti veramente questo ragazzo. (14:03) alla fine della partita, il risultato di 3-1 per la rotellistica.
Davide Motaran per Alonso, ancora 5 secondi, il partito Carriere, attenzione, errore che poteva costare caro alla rotellistica, che in uno split second ha ricevuto subito un contrattacco di Carrieri implacabile. Tiro di Mora, Pesavento viene colto sulla stecca, scivola. Retropassaggio di Pardini per Motaran, portiere respinge, presa palla di Carrieri, Carrieri raddoppio di marcatura della Pumas su Davide Motaran, palla a 2, common ball. Carrieri, retropassaggio per Pezzini, Pezzini scarica il tiro, deviazione, recuperata palla da Carrieri, Carrieri per Mora, Mora per Pezzini che non vede arrivare la palla ma riconquista lo stesso di nuovo per Mora, Mora carica il tiro, fuori, Motaran recupera il rimbalzo, scivola a terra Alonso, Pezzini guadagna palla e Alonso recupera, anche se era di spalle in marcatura Motaran su Carrieri. German, passaggio a 3 in 2 tocchi di Matteo Pardini per il Motaran, questi di nuovo per German. Pardini stasera in grande spolvero, veramente. Pardini passa la palla ma ne guadagna Pumas. Pezzini, inversione per Mora, Mora. Pesavento, Motaran, attenzione, trattenuto. 11° fallo di squadra. Esce Motaran, entra Bellè. Pardini passa la palla per German, non intercetta ma la recupera Bellè. Bellè per Pardini. Pardini ancora in possesso di palla e conquista. Attenzione, si gira molto bene Pardini stasera, è in grazia. Bell'intervento di Alonso su Carrieri. Carica il tiro, Mora, palla ancora fuori. Pardini, German, Alonso, bel passaggio, peccato, Pezzini da solo contro Pardini, 3,60, attenzione, assist per Mora che non intuisce e non continua la corsa per la conquistata da German, ma anche lui lancia ma la palla viene recuperata da Carrieri, palla in terra,
Time out chiesto dalla panchina della Rotellistica, ancora il risultato di 3-1 siamo pochi minuti dalla fine della partita. Ricordiamo alla fine della partita il man of the match offerto dalla Bottega di Maria Cartoleria e Giocattoli a Forte dei Marmi. Ripartiti, 9 minuti e 31 alla fine della partita, con Pezzini che copre Bellè, ma niente da fare, si libera. Ora giocano molto alti, raddoppi di marcatura, un Carriere, attenzione, ed è rigore, è rigore. Attenzione, che si poteva tranquillamente evitare, ma non poco. Ah no, punizione prima. Forse rigore, rigore. È rigore. Rigore. Sembrava. Marchetti alla battuta, è uscito Carrieri. 9-13, Marchetti contro Tahiti. Attenzione, possibilità da parte del Pumas di accorciare le distanze, e di nuovo Tahiti salva in doppia parata. Attenzione, naturalmente l'arbitro giustamente dà il regola del vantaggio. Attenzione, doppio scivolone da ambo le parti. Ma sono scivolati entrambi, uno laggiù nell'angolo basso e là, sono scivolati entrambi. È una pista che non perdona, come metti un po' male il pattino, l'abbiamo provata anche in settimana, insomma. Alla battuta Bellè per Pardini, per Davide Motaran. Di nuovo Pardini e Davide Motaran, i due si scambiano palla, passaggio a zona che viene intercettato da Marchetti, e qui ci poteva stare. Attenzione, di nuovo intervento di Tahiti
che salva la palla, Motaran non aveva visto la palla di schiena. Alonso per Pardini e i 5 secondi. 5 secondi. Attenzione a Marchetti che è arrabbiatissimo per il gol mancato, l'opportunità mancata di accorciare le distanze. È pronto a Carrieri a rientrare. È successo qualcosa? Entra. Che è successo? C'è l'intervento dello Spazzolone. Sette minuti e 50 alla fine della partita, il risultato è 3-1. Ricordiamo il man of the match offerto dalla Bottega di Maria, cartoleria giocattoli a Forte dei Marmi. Pezzini, Marchetti, finta, si allunga palla, inversione, retropassaggio per Pezzini. Stoppa con la mano Marchetti, retropassaggio di nuovo per Bigatti. Pezzini, finta e scarica palla. Bigatti si ferma dietro porta, prova, insomma, e i 45 sono finiti. Motaran, battuta la punizione, secondo me sta salendo un po' d'umidità perché ne scivolano troppi e questa pista è implacabile per l'umidità. Tiro di Pardini, 13 secondi alla fine, attenzione, devono tirare, attenzione, Pardini entra in area, ed è rigore. Possibilità di allungare ulteriormente e andare a consolidare un bilancio che insomma 6 minuti e 25, Lokesh insegna che fino a 30 secondi, 10 può succedere di tutto, ma intanto parata, tiro fuori porta, si è tirato, sembra si è tirato, warning per Carrieri, time out chiesto dalla panchina del Pumas.
preso un crampo l'arbitro. L'arbitro si è preso un crampo. Lo si pensa. Riprende la partita, 6 minuti e 07, 3-1 per la Rotellistica, doppietta di Pardini e a lungo di Davide Motaran su punizione di prima, e ha accorciato le distanze sul 2-1 Carrieri. Pardini chiama il movimento, Bigatti contro Motaran che tiene botta contro la difesa delle Pumas, che ripartono immediatamente con Bigatti e Pezzini e Bigatti. Scarica palla per Carrieri entra dentro, attenzione, bellissimo scatto, inserimento fulmineo di Carrieri, 3-2, 5 minuti e 12. Carrieri che è una tigre. Attenzione, conquistata palla da Pardini che poteva scaricare, attenzione Pardini, oh che recupero che ha fatto, che palla che ha recuperato. Ottimo Mechini che recupera una palla strepitosa. Bigatti, Pezzini, ricordo accorciato le distanze a 5 minuti dalla fine della partita, un Carrieri su una discesa diagonale, grandissima rete per rapidità e precisione. Motaran perde palla a favore di Bigatti, c'è un Mora liberissimo, nessuno guardava, solo come una spia davanti alla porta, contropiede, assist di Motaran. Occasionissima a 3 minuti e 45 della Rotellistica su un ottimo assist di Davide Motaran, e spreca clamorosamente Pardini in posizione non ideale per la realizzazione. Abbiamo assistito a una perla del preparatore fisico che ha detto al proprio figlio nella curva dei bambini, dei ragazzi dell'Under 11, diglielo alla mamma che pulisce. Un fantastico Palestini Nicola, un preparatore fisico eccezionale, direi, oltre che un grande amico. Torniamo a noi, 3 minuti e 44, di nuovo Pardini da solo, carica il tiro, prova a rimbalzo,
Ottimo suggerimento tecnico che condivido pienamente di Abramo Becchini, che anziché tirare battuto doveva tirare, lo diciamo insieme, accompagnato. Attenzione, tiro di Mora stoppato da, attenzione, Carrieri, rapidissimo nello stretto. Si prendono i due un po' di parapiglia sulla fascia laterale tra Pezzini e Motaran. Si stanno esprendo un po' gli animi. Un po' di discussioni a bordo del campo fra gli allenatori e l'arbitro. Pardini in possesso di palla dietro porta, 2 minuti e 54, prova a passare ma Motaran non coglie l'attimo, 5 secondi. Alla battuta Mora, Olivieri in area, scarica il passaggio per Pezzini. Tiro di Mora, palla che si impenna, non c'è problema. Carrieri recupera palla per Mora di nuovo, finta, attenzione, e qui il blu ci stava tutto. Qui il blu ci stava. Il blu ci stava tutto. Attenzione. Parapiglia in area, risultato ancora fermo sul 3-2, 14 falli le Pumas contro 8 della rotellistica, 3-2, 2 minuti e 04 alla fine della partita. Vediamo chi sarà il man of the match di questa sera, è il primo della stagione agonistica 2024-2025, offerto dalla Bottega di Maria Cartoleria e Giocattoli a Forte dei Marmi. Palla a 2 tra Olivieri e Pardini. Passaggio tiro di Mora, intercetta German, questi per Motaran, Carrieri. Questa palla del Pumas, Carrieri, attenzione. Carrieri dietro passaggio per Pezzini, 1 minuto e 35 alla fine della partita, risultato di 3-2. Ancora finta di tiro, tiro di Mora.
tiro accompagnato e salva Tahiti. Mora sbaglia il passaggio per il proprio compagno e conquista palla Motaran. 1 minuto alla fine. Attenzione, Pardini, passaggio per Alonso, ancora 45 secondi di sofferenza, 19 secondi. Ecco, conquista la palla da Olivieri per Carrieri. Motaran conquista la palla, e a 30 secondi alla fine cartellino blu per Pezzini e conseguente punizione di prima. Alla battuta Pardini, attenzione, 30 secondi. Time out chiesto dalla panchina della Rotellistica. Si sono infiammati gli animi ora, a pochi minuti dalla fine della partita, per qualche decisione dell'arbitro, ma d'altronde questo è. Un grande inizio di stagione per la Rotellistica, che potrebbe con questi ultimi secondi andare a consolidare un risultato quasi acquisito, diciamo quasi perché mancano pochi secondi, ma altrettanto possiamo dire di una grande Pumas che ha al suo interno elementi validissimi e ce l'hanno dimostrato, anche se qualche errore nel primo tempo lo hanno fatto. Alla battuta Pardini contro Michini. Attenzione, 30 secondi alla fine della partita. Parte, grande finta di Pardini, rapidissimo. (4-2), una bellissima gancio contro gancio di Pardini, implacabile. Tripletta di Pardini, Matteo. Secondi. (16 secondi alla fine della partita). Olivieri, Carrieri. La Rotellistica vince il primo incontro della stagione
Ci è arrivato ora il response della giuria per Man of the Match, viene dato a Matteo Pardini. Adesso andiamo in pista per i commenti del post partita e poi dopo tutti a mangiare la pizza. Ringraziamo per il Man of the Match la Bottega di Maria, cartoleria e giocattoli a Forte dei Marmi. Ora andremo da Matteo Pardini, il vincitore del Man of the Match offerto dalla Bottega di Maria. Risultato di 4-2, tripletta di Matteo Pardini e Davide Motaran. A breve l'intervista a centrocampo.